Amici delle Edicole di Pinuccio, buonasera. Siamo in diretta dal Palasport di Cosenza. Lo vedete inquadrato, dove la pallavolo Jolly Cinquefrondi affronterà l'Ete Saporito Cosenza, il derby calabrese. Qui con me c'è Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. Ed ora siamo pronti per presentarvi una novità. La Jolly è anche lieta di presentarvela, è l'inno della squadra. Sentiamolo insieme. In un paese di questa Calabria si allena una squadra che sogna e non sbaglia, che lotta col cuore di tanti ragazzi, credendo davvero in questa realtà. L'opposto che attacca, il centrale blocca, il libero salva la palla che scotta. E questa mia squadra che sembra di sei, invece racchiude tutti i sogni miei. E il tifo le fa da padrone, è un tifo che canta di giorno e di notte, il tifo le fa da padrone, è un tifo che canta a gran voce. Dai Jolly, vinci per noi, per i tifosi di ogni città. Dai Jolly, vinci per noi, per i tifosi di ogni città. Jolly, oh, oh, oh. Jolly, oh, oh. Le sfide son tante, la voglia non manca, la squadra si allena finché non è stanca. Del riscaldamento alla ricezione, battuta, difesa, lo schema in azione. La palla che avanza va ad un giocatore che quando la alza ci mette il suo cuore. Da chiudere il cerchio col fiato sospeso ci regala il set, lo schiacciatore. E il tifo le fa da padrone, è un tifo che canta di giorno e di notte. Il tifo le fa da padrone, è un tifo che canta a gran voce. Dai Jolly, vinci per noi, per i tifosi di ogni città. Dai Jolly, vinci per noi, per i tifosi di ogni città. Jolly, oh, oh, oh. Jolly, oh, oh, oh. Rieccoci in diretta da Cosenza. Sono pronte le squadre, come potete notare. Abbiamo visto l'inno tutti insieme, creato dai Suddanza per la pallavolo Jolly Cinquefrondi. Abbiamo visto nominati molti giocatori. Eccolo qua, pronte le squadre al fischio del primo arbitro. Narducci Stefano e Perri Francesco sono i due allenatori del Cosenza. L'ex della partita, Bruno Borghetti, ha lasciato veramente un grande segno nella Jolly Cinquefrondi lo scorso anno. Molti punti, soprattutto stanno nella mia mente quelli nella linea dei 3 metri, molto potenti. Vedremo in questa partita se la Jolly prenderà le misure a muro. Abbiamo visto anche nel video molti tifosi. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo. È tutto pronto, gli allenatori danno le ultime indicazioni alle squadre.
Pronte le squadre? Ed è Saporito Cosenza contro Jolly Cinquefrondi, il primo derby calabrese. Niente start and six Infatti, al palazzetto. stavamo aspettando questo, le diciamo noi, vediamo. Intanto controlla la formazione il secondo arbitro. Allora, nel Cosenza, Andropoli, palleggiatore, classe 83. Poi abbiamo il libero Longo, no, il libero numero 3, Marchetti era in campo. Longo è un centrale, vediamo se si vedono le maglie. Abbiamo il numero 6, Iorno, centrale. Palla al Cosenza. Numero 2 alla battuta, Longo Vincenzo, centrale. Poi abbiamo il numero 11, Mille Luciano. E si inizia. Noi rispondiamo con Bellucci, Samuele, Laganà. Subito una Numero 2. difesa del Cosenza. Numero 2 Longo che di petto, stoppa di petto e manda in rete. No, invece non manda in rete, ma manda in campo. Non pronto qui Salomone, non poteva farci nulla. 1-0 Cosenza. Sempre Longo Vincenzo alla battuta ed è lunga. Out. Pronto per la Jolly, l'opposto, Laganà. L'abbiamo visto anche nel video dell'inno, abbiamo visto quel gesto tecnico assurdo che ad occhio nudo è quasi impossibile vedere. Ora ace suo, ma assegna fuori l'arbitro. Segna fuori, ok. Punto alla Segna Jolly, il quindi tocco, c'è stato un tocco, sì. Quindi ancora Laganà al servizio. 1-2. Qui al Palaferraro. Molto forte, stavolta Laganà colpisce la rete. Adesso al servizio il numero 10. Di Fino al salto. Mateus Borghetti, Laganà lunga, non so se c'è tocco. Non sì. c'è il tocco. No? No? Come no? Io l'avevo visto sinceramente. È chiamato già Mateus Dalagnol dall'arbitro. Io l'avevo visto, vediamo il replay. A me è sembrato evidente. Forse no. Forse non c'era il tocco. Però tutta la Jolly è protestare, gara subito calda. Gridano i tifosi venuti fino a qui della Jolly, negli spalti. Chiamato ancora Mateus Dalagnol, cartellino già pronto, giallo alla Jolly dopo pochi minuti di partita. 3-2, i fischi del pubblico della Jolly venuti fino a qua sul 3-2, già giallo. Renato, mi sembra un'esagerazione. Vabbè. Ma hanno esagerato un po' tutti, anche nelle proteste, perché sinceramente siamo sul 3-2. Ancora al servizio il numero 10, stavolta la manda sulla rete e regala un punto alla Jolly, quindi rischia la Jolly alla prossima protesta. Adesso al servizio il numero 16 Anthony Imbesi, proveniente dal Club Italia. No, pessima la battuta di Imbesi, tocca molto morbido la palla. Sì, non impatta con il braccio molle.
palla finisce quasi in campo, tocca appena la rete. 4-3, servizio Numero numero 11, 11, sì. 1000. No, il numero 11, no 1000, Renato. E ancora un'altra battuta sulla rete. Un altro errore, quindi 4 pari, grida il palazzetto Jolly Jolly. Mentre Samuele Aprile al servizio. Samuele Aprile al servizio. Out. Out. È in Questa campo volta la dà, e sì, lo dai. chiama 1000. 1000 lo chiama in campo. Dentro, sì, abbiamo visto nel replay offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Renato Gallo è qui con me al commento. Ancora Samuele Aprile al servizio. Di là la palla mandata dall'alzatore, non era pronta la Jolly. Qui 5 pari. Sì, non era Samuele Aprile, non è riuscito nel tuffo dalla sua altezza. Mentre non vedo i numeri, aiutateci. 5 se non sbaglio. Numero 5, Guerrazzi, out. Out. Mentre 6-5. rientra Naccarati. 5-6. Marchetti. Molti errori al servizio in questo inizio di set. Adesso la Jolly in +1 con Alessandro Bellucci al servizio. Mani fuori. Era ben organizzato il muro della Jolly, ma la palla scaraventa out e quindi mani fuori. Sei pari, ristabilita la parità. Jump float. Out. No, in campo. 6-7. Matteus Dallagnol che ha attaccato, adesso va a ricevere, a servire, scusate. Molto forte la sua jump spin. Tocca il muro. Attacca Anthony Besi in assenza di Giovanni Chillemi. E qua una palla molto morbida. Non si intendono i due del Cosenza. Sì, il 6-8. pallaggiatore insieme a Borghetti che era inginocchiato in attesa della palla ma la lascia sfilare. Siamo 6-8. Adesso ancora Matteus Dallagnol al servizio. Molti palleggi per lui. Pronto la jump spin. Ottima ricezione. Andropoli, Borghetti, out. Out. Ma c'è invasione? Sì. C'è Chiamata invasione. invasione l'arbitro. Sì, la Ganà. D'accordo tutti nella Jolly. Anche il mister Polimeni ha qualcosa da dire alla sua ragazzi, squadra. sì. Sì. Che sbraccia Polimeni. 7-8 in vantaggio Cosenza. Mentre Bruno Borghetti scaraventa a rete per 7-9. il 9° punto. Si appresta Gianluca Concolino al servizio. Borghetti riceve. Muro, buonissimo muro di muro, Samuele sì. Aprile. 7-10, avanti 3 punti la Jolly. Abbiamo visto un'ottima esecuzione del muro della Jolly. Adesso ancora Gianluca Concolino al servizio, il centrale.
riceve il libero Andropoli di Fino, questa volta ancora Muro della Jolly. Bravissimi qui i ragazzi, la coppia Aprile Imbesi. era a fil di rete la palla, con l'aiuto del nastro Samuele manda a terra. Ancora Concolino al servizio, non al meglio la ricezione del Cosenza, che poi attacca, ma Bellucci Non riesce a riprendere questa palla, troppo vicino al corpo. 8-11. Longo al servizio, attacco centrale, Samuele Aprile, esce Longo, rientra Marchetti, Laganà al servizio, sull'8-12. in campo? No, out. Out. Stavo notando come si curva la Ganà quando va al servizio, un gesto tecnico veramente eccezionale. 9-12. Di Fino al servizio, riceve Mateus dall'Agnol, Imbesi Imbesi, c'è un'invasione, sì, tocca il muro, la rete, un'invasione. il muro cosentino ha toccato la rete. 9-13. Fa molto caldo qui nel palazzetto. Adesso al servizio per la Jolly Imbesi. Attacco del Cosenza, tocca il muro composto da Mateus Dallagnol e Alessandro Bellucci, mani fuori, e riporta il Cosenza sul 10-13. Malissima l'esecuzione della battuta in salto. 10-14. Mentre si prepara Samuele Aprile al servizio. Non una bella ricezione del libero del Cosenza, che aiuta il centrale Gianluca Coccolino a sfruttare questa free ball. 10-15, Jolly avanti 5 punti al Pallaferraro di Cosenza. Ancora Samuele Aprile al servizio, sempre in quella zona. Attacco del numero 17 messo a segno. Ricezione di Salomone. Bellucci sceglie e trova Mateus Dallagnol, che a sua volta trova il mani fuori. 11-16. Dopo una brutta partenza per la Jolly, adesso Bellucci al servizio. Non un'ottima alzata, che però riesce a sfruttarla al meglio Bruno Borghetti, l'ex della partita. Trova un ottimo punto al servizio il numero 1 Andropoli. Jump float per lui, Salomone, poi Bellucci che sceglie Laganà
e trova un mani fuori l'opposto 5 Frondese. 12-17. Ricordiamo nella Jolly disponibili ancora per un po' Limberger e Nardi, che stanno recuperando dall'infortunio. Matteus Dallagnol intanto al salto e poi ci mette la mano la Ganà. 12-18, chiama time out il tecnico cosentino Narducci con il suo assistente Perry. Riecco in campo le due squadre. Matteus Dallagnol ha battuto il muro ancora una volta, poi non riesce a difenderla Salomone. 13-18. Ancora a gridare Jolly Jolly il pubblico qui presente. Molto forte la battuta di Bruno Borghetti. Il libero difende la sua zona e ancora Bruno Borghetti trova un ottimo attacco su Salomone. Adesso ancora lui al servizio. 14-18. E stavolta la manda sulla rete Bruno Borghetti. Salutiamo anche la sua famiglia. Adesso al servizio per la Jolly Gianluca Concolin, invece no, perché c'è un cambio. Entra il numero 12, che sarebbe il secondo alzatore, Leonardo Marcondes, e quindi esce Gianluca Concolino, il solito cambio al servizio di Mister Polimeni. (14-19). Molto tesa la battuta, primo tempo effettuato alla grande dal Cosenza. Adesso cambio anche nel Cosenza, entra il numero 5 Guerrazzi ed è uscito il numero 2 Longo, mentre nella Jolly rientra Concolino ed esce quindi Leonardo Marcondes sul 15-19. È entrato apposta per il servizio, lo sbaglia Guerrazzi, che adesso fa rientrare Longo. Mister Polimeni e Mister Narducci hanno usato la stessa tecnica del cambio del centrale al servizio. 15-20, mentre si prepara la Ganà al servizio, l'opposto 5 Frondese proveniente da Reggio Calabria, molto forte, e stavolta invasione aerea perché la palla era già nel campo della Jolly.
ancora Laganà, buona la ricezione del Cosenza, buona anche la copertura sotto il muro della Jolly, attacca Laganà che trova un ottimo mani fuori sul 15-22. Laganà compaesano di Mister Polimeni, e il secondo time out discrezionale è stato chiamato dal Cosenza, quindi Cosenza che esaurisce i time out, ancora ne ha disponibili 2 il Mister Polimeni. Rientrano in campo le due squadre pronte sul 15-22, ancora Laganà al servizio. Jump spin, stavolta out. Riceve Mateus Dallagnol, Bellucci sceglie e trova Anthony Invesi, molto bravo qui nell'esecuzione della sua schiacciata, chiude completamente la spalla. Adesso è proprio lui al servizio per la Jolly. Attacca l'opposto, ancora lui, Murato 2 volte di fila, stavolta cambia lato e Cosenza e fa bene perché il muro della Jolly era tutto spostato sulla destra. (17 23). Una jump spin, l'ennesima sulla rete, ed è set point per la Jolly. 17-24, al servizio il centrale Samuele Aprile. Non bene la ricezione, l'attacco dentro, no, c'è il tocco del muro, primo set point annullato. E ancora cambio al servizio, entra il numero 9 Gengaro ed esce il numero 6 Iorno. (18-24). Riceve Invesi, primo tempo Coccolino, poi recupera, trattenuta addirittura, quindi altro set point annullato, palla trattenuta di Gianluca Coccolino, il centrale 5 frondese. 19-24. Mateus Dallagnol stavolta a ricevere, bravissimo Bellucci che ha osservato il campo avversario e ha effettuato un ottimo pallonetto che regala il set alla Jolly. 19-25. 1-0 al Palaferraro di Cosenza.
si riscaldano, anzi si tengono caldi i panchinari delle due squadre al Palaferraro. Avete visto all'inizio della diretta l'inno della squadra, l'inno della Jolly Cinquefrondi. Un inno scritto dai Suddanza. In questo set abbiamo visto una Jolly che ha iniziato male, un cartellino giallo per 2 proteste su 2 punti consecutivi. Poi è riuscita a prendere in mano il gioco. Abbiamo visto anche nella partita di sabato scorso, soprattutto nel secondo set, una Jolly un po' indecisa, una Jolly che è arrivata a vincere il set poi per 31-29. Entrano in campo le squadre. Sulla vostra destra la Pallavolo Jolly Cinquefrondi, sulla vostra sinistra l'Ete Saporito Volley Cosenza. Confermati i 6 del primo set in tutte e 2 le squadre. Altri controlli per il secondo arbitro. Ancora a controllare le formazioni. Eccola lì, il secondo arbitro controlla la formazione della Jolly. Ok, tutto a posto, si può ricominciare, quindi sì, entra Salomone e Concolino esce. 0-0. La Jolly che incomincia a battere con Laganà, libero anche nel Cosenza. Ora sì, è tutto pronto, si può ricominciare. Alza le 2 braccia il secondo arbitro, fischia il primo. Laganà è pronto. Jump spin, stavolta di nuovo sulla rete. Ancora ennesimo errore al servizio da tutte e 2 le parti. Di Fino si prepara al servizio per il Cosenza. 1-0 Cosenza, quindi anche lui jump spin e anche questa. lui sulla rete, incredibile. Si fanno favore a vicenda le 2 squadre. Sì, i 2 opposti si scambiano i favori. Adesso Jolly al servizio con Anthony Imbesi, che ha un po' il semicerchio, Renato. Attacco murato Mateus Dalagnol, ottima difesa del libero, palla che tocca il soffitto.
1-2. Jolly che passa in vantaggio. Ancora Anthony Imbesi al servizio con una jump float su Bruno Borghetti, centrale Iorno, ripristinata la parità. Borghetti, abbiamo visto quando ha disputato la stagione nella Jolly l'anno scorso, aveva come proprio Mateusz Dallagnol dei problemi al servizio, forse per questo è mirato da Anthony Imbesi. Ancora un altro errore al servizio per il Cosenza. 2-3 il punteggio, di nuovo in vantaggio la Jolly, che adesso va al servizio con Samuele Aprile. Era partita questa palla a 1000, sì, ma 1000 che batteva e sono mancato per un po', lo so, qui storco nel molto naso. tesa il servizio di Samuele Aprile. Pallonetto di Bruno Borghetti, è stato molto bravo qui a scavalcare il muro della Jolly, che poi non era pronto nella copertura. 3-3. Iorno al servizio, Mateusz Dallagnol riceve, Laganà, Murato. Che muro, Renato. Sì. Bellissimo questo muro del Cosenza, perfettamente coordinati i due, che hanno messo anche molto bene le mani. Palla che cade sotto i piedi di Laganà. 4-3. Cosenza ancora in vantaggio. Ace di Iorno, che trova l'angolino proprio in cui non c'era nessuno della Jolly. Sì, lascia sfilare Mateusz, ma la palla era nettamente in campo. Sì, 5-3. Valutazione errata di Dallagnol e Iorno continua con la sua serie 5-3. Sul libero questa volta, e Mateusz Dallagnol non si fa pregare su questa alzata perfetta di Bellucci. 5-4. Lo stesso Bellucci al servizio. Su Borghetti, pronto il centrale, tempo. Longo. Buonissimo questo primo tempo del Cosenza. Abbiamo visto Andropoli molto deciso. Sì, Longo era pronto, si vedeva. Si intendono Andropoli e Longo. Cosenza che allunga di 2, 6-4. Andropoli al servizio, riceve Mateusz Dallagnol, Laganà si insacca, non riesce Longo con il piede a riprendere questa palla che cadeva a fil di rete. È stato bravo qui Laganà, perché la palla era un po' arretrata. Sì, l'ha tirata bassa ad insaccare, ha visto il muro staccato. 6-5. E Mateusz Dallagnol al servizio. A rete. Paste. 7-5. Salutiamo come al solito le famiglie brasiliane. Sì, proprio Borghetti al servizio adesso, a proposito dei brasiliani. Seguono. Sì, Borghetti, la famiglia ci ha avvisati che avrebbe seguito questa partita. Ancora alla rete questa palla. E ovviamente salutiamo anche gli italiani, tutte le famiglie dei nostri giocatori che staranno seguendo la partita. Brasiliani in campo, avete fatto il conto di quanti ce n'è oggi? Gianluca Coccolino intanto manda out. Per adesso 2, Renato. Sì, nelle due formazioni. Due brasiliani, Borghetti e Mateusz, compagni di squadra l'anno scorso. In campo, dicevo, nelle due formazioni ci sono
5 brasiliani in questo momento. Mamma mia, da posto 2 la Ganà, che grande gesto tecnico, non con un'ottima alzata di Alessandro Bellucci, lui riesce a sistemare. Ma è salito oltre il muro. Anche perché lui stava prendendo la rincorsa, l'abbiamo rivisto nel replay, in un punto, poi si è spostato all'ultimo secondo. 8-7. È lunga questa della Ganà. Ancora la Ganà a sbagliare al servizio, regala un altro punto alla formazione locale. 9-7. Mateus Dall'Agnol riceve, poi attacca Anthony Mbesi, c'è la copertura, però non riesce Andropoli con il piede a riprendere questa palla. 9-8. Mentre si prepara al servizio Anthony Mbesi, il suo semicerchio. Sbuccia la palla, recuperano. Free ball da quest'altra parte. Salomone e Mateus Dall'Agnol che fa il pelo alle mani del muro composto da Longo e Andropoli, e la palla sporcata non riesce ad essere ripresa da Di Fino. Punto 9 pari. Anthony Mbesi al servizio per la Jolly sul 9 pari, ripristinata la parità. Sempre jump float, stavolta molto tesa. Borghetti, attenzione. Mamma mia, che schiacciata, che trova molto bene le mani del muro. È una schiacciata a 1000. Sì. 1000 porta a casa il 10° punto. 10-9. Ancora in vantaggio Cosenza. Mi avevano detto di non fare battute. Ma io non gioco qui. Anthony Mbesi. Bravissimo, bravo Samuele. E stavolta il carico di lavatrici ha scaraventato lui, Sì. 10 pari. 10 pari, dice che ha preso il caffè molto prima questa volta. Settimana scorsa era un po' addormentato, messo un po' a carburare. 10 pari. E lo stesso Samuele al servizio. Out di nuovo, dai ragazzi. Prima un ottimo punto di Samuele Aprile, adesso l'errore al servizio, ed è pronto al servizio il numero 6 Iorno. C'è pure Notte, giusto Renato? Entra qui, cala la Notte. Dopo certo. Iorno. Mateus Dall'Agnol, e Mateus Dall'Agnol ripreso, attenzione, Borghetti, bravo Borghetti. Tra un po' spaccava il parquet del palazzetto. Sì, piega le mani del muro. Jornal di nuovo al servizio, 12-10, 2 lunghezze di vantaggio. Riceve Invesi. Bravo Invesi. La Ganà è out, non tocca Borghetti. E la Ganà tenta una diagonale un po' chiusa e finisce fuori. 13-10. Primo time out chiamato da Mister Polimeni, il primo della sua partita. Nel primo set non ne ha chiamati, mentre nel primo set erano stati chiamati tutti e due i time out discrezionali dal mister del Cosenza. Non mi era accorto, Gabriele, che Giovanni Chillemi è infortunato. Sì, a parte infortunato, è in tribuna. E stavo guardando e dicevo, guarda, c'è il fratello di Giovanni, guarda come assomiglia. Anthony Mbesi proprio chiamato per sostituire Giovanni Chillemi, il capitano della Jolly. Iorno al servizio ancora per il Cosenza. Dall'Agnol non al meglio, costretto a fare quello che poteva e tocca la rete. Costretto da questa palla troppo
avanzata. più che vicina, un po' troppo avanzata. 14-10, 4 ora le lunghezze. Dai, forza Jolly, ci vorrebbe ora l'inno, Gabriele. La Gana, tocco del muro, recuperata. Che gran recupero. Di Fino. Mamma mia, che azione del Cosenza, che azione che abbiamo visto. Con la smanacciata a recuperare. Rivediamo adesso il replay. Eccola qua. Una sequenza di 5 punti, il Cosenza con sempre Jorn al servizio. 15-10. Mateus Dall'Agnol a ricevere, che poi attacca pure, stavolta tocca il muro. Sì, 15-11. Mani fuori ottenuto da Mateus Dall'Agnol, che ha ricevuto, si propone subito ad Alessandro Bellucci. 15-11. Alessandro Bellucci al servizio nella Jolly, +1, quindi su Bruno Borghetti non al meglio alla ricezione. Si ricomincia, Friball. la Gana riceve e la Gana si propone con Bravissimo. un tocco del muro di Bruno Borghetti che si morde le mani. Ormai lo sappiamo, questa mimica di Bruno L'abbiamo vista spesso l'anno scorso. che si dispera. 15-12. Alessandro Bellucci ancora. Di nuovo su Bruno Borghetti e la regala di nuovo alla Jolly. E Matteo Sallagnolo, tocco del muro. C'è una invasione. Sì, tocca la rete, il muro cosentino. Lì non sappiamo chi dei due, però la rete ancora si muove. Forse di Longo. Probabile. Non si sono neanche spiegati tra Longo e l'alzatore Andropoli. Sta di fatto che ora la Jolly ha conquistato il 13° punto, 15-13. Jolly carica dal risultato positivo di sabato scorso, 3-0 sulla Volley Valley, mentre Cosenza sta cercando di fare bella figura in casa. Dopo la sconfitta fuori casa. Adesso le squadre rientrano in campo. È pronto Alessandro Bellucci nuovamente sul 15-13. Sempre la jump float sua, molto ancora tesa. Su Borghetti. Stavolta riceve Pipe in campo, preso contropiede Anthony Invesi che si spostava alla sua sinistra, alla cade a destra. Stiamo vedendo un Andropoli che quando ha una ricezione giusta la sfrutta, gestendo al meglio i palloni. 16-13. Andropoli al servizio. Riceve Salomone Male e Male alza anche palla spinta di Mateus. Era costretto. Sì. Tocca il muro, recupera, c'è la copertura. Sì, free ball, Salomone dall'altra parte, risponde il libero, si prepara il centrale, ma Di Fino passa. 17-13, ancora allunga le distanze in Cosenza. Che adesso è molto carico. Sì. Di Fino. Carico anche il pubblico della Jolly, sta continuando ad incitare la squadra. Andropoli Mateus Dall'Agnol. Si propone Mateus in campo con una diagonale strettissima all'angolino dei 3 metri. Se non sbaglio ha toccato anche il muro, o no? Vabbè, ma era all'incrocio delle linee dei 3 metri, all'interno dei 3 metri. 17-14.
sempre Mateus Dall'Agnol al servizio. Il martello brasiliano della Jolly. Molto Riceve forte bene sul il libero, contiene, mentre Di Fino tocca il muro, mani fuori di nuovo. Di Fino non si ferma. (18-14). Capitano Di Fino. Non ha giocato Di Fino, ma di potenza. No, no. Bruno Borghetti al servizio. Molto forte. Un ace aiutato dalla nastro che Tanto fa era schizzare via. Tanto era forte la palla che ha rimbalzato sul nastro. Sì. Non è che è rimasta lì. Ha rimbalzato sul nastro e con un colpo di fortuna Bruno Borghetti ha trovato l'ace. 19-14 dopo molte palle scaraventate sulla rete. Stavolta non la forza. Salomone è bravissimo qui. Imbesi è stato costretto al pallonetto. In campo. In campo, tra le linee. La palla Sta crescendo. Sì. Di Fino trascina tutta la squadra, ormai gasata da questa serie positiva. 20-14, avanti di 6 punti Cosenza, che adesso va a battere di nuovo con l'ex Bruno Borghetti. Ricezioni non al meglio della Jolly. In ricezione Mateus Dall'Agnol, Anthony Imbesi in questo momento, che si propone anche come schiacciata, ma è quarto tocco, non passa. Qua ha fatto il tutto possibile Alessandro Bellucci. Bellucci deve correre su tutto il campo. Toccava solo ad Imbesi, che adesso viene cambiato da Polimeni per far entrare il giovane Matteo Bonati, per dare un aiuto in ricezione, perché stiamo subendo queste battute di Bruno Borghetti. 21-14. Ancora molto forte Bruno Borghetti, che esulta alla grande, incita il pubblico cosentino. 22-14. Sono 6 punti consecutivi. Salomone qui non è riuscito a prendere questa palla molto forte, e altro ace. Mamma mia, che clima caldo qua al palazzetto. E time out ancora chiamato da mister Polimeni. In difficoltà, molto in difficoltà la Jolly, bloccato sui 14 punti, 6 punti di fila del Cosenza. Mister Polimeni, che adesso ha sprecato tutti e due i time out discrezionali, molto arrabbiato con i suoi. (22-14). Tutt'altro Cosenza in campo rispetto al primo set. Sì. Non siamo riusciti più a costruire per colpa di una ricezione sempre errata. Non si riesce a fare una buona costruzione. E stavolta non la forza, Forza. La Gana out, non funziona qualcosa nella Jolly. Avanti di 9 punti in Cosenza. 23-14. Incredibile, la Jolly non riesce più a rispondere sotto il servizio di Bruno Borghetti, che adesso ribatte e stavolta si ferma sulla rete. Ma dopo 2 ace in questa serie di 7 punti, punti consecutivi di Bruno Borghetti, Gianluca Concolino. 23-15. Un ace di Concolino con una palla insidiosa, corta, dove Bruno Borghetti non riesce in tuffo a riprendere. Tra l'altro Gianluca Concolino, che in casa settimana scorsa ha effettuato un solo punto, Renato. 23-16. Ancora Gianluca Concolino con il Questa suo mancino. volta è out.
e a 8 di poco. 24-16, set point per il Cosenza. Non li contiamo. Che adesso effettua il cambio al servizio, entra Guerrazzi. 8 i set point a disposizione della formazione locale. In campo numero 5 Guerrazzi su Salomone. Ma che cosa ha combinato qui Matteo Bonati? Ha cercato un pallonetto sulla destra del muro cosentino, però troppo a destra. Sì, tentato una La palla manda spinta, fuori. ha tentato un mani fuori, 1-1. ma ha fatto fuori il fuori. Sì. Il mani. 1-1. Tutt'altro set. Il secondo. Abbiamo visto nella scorsa partita una Jolly che ha saputo rispondere agli attacchi della Volley Valley, però in questo set la Jolly non ha saputo rispondere. Abbiamo visto la serie consecutiva mostruosa di Bruno Borghetti, 7 volte di fila al servizio, ed è lì che la Jolly non ha saputo ragionare. Molto forte le sue battute, che poi sono state interrotte dal nastro, anche 2 ace i suoi. Si riparte con un Mr. Polimeni abbastanza arrabbiato con i suoi giocatori. Eccolo inquadrato adesso sta parlando con Alessandro Bellucci. Ricordiamo i parziali: primo set 25-19, il secondo set 25-15 per il Cosenza, 1-1 al Palaferraro. Palazzetto nella parte alta dove siamo noi, molto caldo. Rientrano in campo le squadre. Si riparte dallo 0-0. Controlla il secondo arbitro. Le squadre confermate ancora una volta i 6 iniziali sia del primo set sia del secondo set. Al servizio il Cosenza. Iorno al servizio. Jump float su Imbesi, è entrato in campo dopo la sostituzione con Matteo Bonanti. Qui subito Murato, la Canà. Jolly molto lenta in questa impostazione, che ha permesso al Cosenza un muro facile, 1-0. Ancora Iorno al servizio. Anche lui jump float, riceve Matteus Dallagnol, primo tempo. Samuele Aprile, Murato in discesa tra l'altro, sì, dall'altro centrale.
O era in Da anticipo Longo. lui o era in ritardo il pallone. Fatto sta che non si sono incontrati. Iorno ancora al servizio, 2-0 Cosenza. Imbesi riceve la Ganà in campo. Finalmente ritorna al punto la Ganà, incrocia le linee con questo pallone, 2-1, ed è proprio lui ad andare al servizio adesso. Proveniente da Reggio Calabria, la Ganà con la sua spin ancora sulla rete, proprio come primo e secondo set, Renato. Adesso l'altro opposto, l'opposto del Cosenza, Di Fino, il capitano anche. classe 84. Stavolta non la sbaglia Matteus Dallagnol. Bellucci poi sceglie Imbesi, Murato ancora Dallagnol, ricostruisce la Jolly con la Ganà, C'è copertura. Di Fino. Palla poi che rimbalza sulla rete. Sì, non raggiunta dall'attacco cosentino. C'è stata la copertura. 3-2, Jolly ancora sotto di un punto. Imbesi adesso al servizio. Stavo dicendo, Renato, che la battuta di Imbesi somiglia molto a quella di Giuseppe Bonina dell'anno scorso. Beh, non fa un Eccola passo, qua. sì, ma non fa una. Borghetti Non sbuccia, è meglio Di Fino, la ricezione. Costretto il primo tempo. Matteus Dallagnol è molto forte out. Sì. Sulla linea tratteggiata non vanno questi colpi. dell'allenatore. (4-2) ancora avanti di 2 punti il Cosenza. Stavolta out il servizio. 4-3. Che era 1000. Sì. Samuele Aprile al servizio. Una flotte. Per Bruno Borghetti che mura, che viene stavolta murato. dentro. Sì. Muro Sotto della gli occhi. coppia Bellucci con Colino. Sotto gli occhi del secondo arbitro. Questa palla non poteva sbagliare il giudizio. L'arbitro di gara. 4-4. Ancora Samuele Aprile al servizio. Non al meglio ancora la ricezione del Cosenza, che poi viene Bruno Borghetti ad attaccare. 5-4. Sì, il muro che non salta. Sì. Libero proprio Bruno Borghetti di piazzarla dove voleva. La Sì, piazza in modo giusto. avevamo il lungo con Colino sotto rete, non ha accennato neanche, anzi si è accucciato sperando una copertura dei compagni. 5-4. Alessandro Bellucci sceglie di schiacciarla addirittura questa palla di là. Ogni tanto Bellucci è lui a mandarla di là. Prima abbiamo visto il pallonetto, adesso una bella schiacciata. reminiscenze di gioventù, Sì. visto che aveva iniziato come schiacciatore. Proprio lui al servizio adesso. Riceve Bruno Borghetti viene servito, mani fuori. La Jolly deve prendere le misure a Bruno, che adesso è molto più in forma rispetto al primo set. Sì, ha preso fiducia Bruno con Borghetti in crescita, sì. ma sappiamo pure, conosciamo Bruno Borghetti. Sì. Mentre Andropoli al servizio. Sul 6-5 del Cosenza. Riceve Dallagnol, Bellucci sceglie il primo tempo, la copertura di Matteus Dallagnol, finalmente una copertura nella Jolly. Adesso riceve il libero, attacca il primo tempo ancora, un'altra copertura, stavolta Imbesi.
attacca molto forte la Ganà. Recupera però la palla, è uscita fuori, sì, perché la palla non è passata, è passata dentro al campo, non è passata fuori Certo. dalla stina. 6 pari. Buonissima comunque la ricezione della Jolly. Le coperture. Le coperture, sì. Molto tesa la battuta di Mateus Dall'Agnol. Di Fino. Mateus non riesce Dall'Agnol. Mateus Dall'Agnol non riesce a prendere questa bomba di Fino. No, in ogni caso ha toccato con le mani sulla rete il C'è muro anche 5 invasione, sì. quindi 7-6. possiamo assolvere in parte. Non diamo l'ergastolo a Mateus. Bruno Borghetti al servizio adesso, autore della serie di 7 punti consecutivi nel secondo set. La Ganà adesso risponde molto bene. Abbiamo visto un'ottima ricezione della Jolly, ha permesso ad Alessandro Bellucci di gestirsela come voleva. Mateus Dall'Agnol ha ricevuto bene sulle mani dell'alzatore Bellucci. I cugini brasiliani. Batte Borghetti, riceve Mateus Dall'Agnol. L'anno scorso chiamavamo i cugini. 7 pari. Quest'anno abbiamo 4 Cugini brasiliani. Gianluca Concolino. Su Bruno Borghetti. Di Fino. E stavolta ancora non riesce a fermarlo il muro 5 frondese. Di Fino implacabile. Dalla sua altezza. Il capitano che trascina la squadra in vantaggio 8-7. Longo al servizio. Imbesi, Bellucci in bagger addirittura, ancora Imbesi. Piazza questa palla. Imbesi. Longo secondo me era un po' indeciso se lasciarlo o meno, all'ultimo secondo l'ha Si presa, è tuffato. è andato con una manata, la palla però rimane lì. 8 pari. La Ganà al servizio. Mamma mia, Bruno bellissima Borghetti, la bella. c'è il muro finalmente. Bellucci un po' indeciso, non riesce a tenerla in campo. Mateus Dall'Agnol. Pasticciano su questa palla. Una volta che c'è stato un piccolo segnale di muro, il secondo tocco brutto della Jolly. 9-8. E Di Fino continua. Bravo. Molto bene Mateus Dall'Agnol. Adesso Bellucci per Imbesi, cerca il pallonetto, c'è la copertura del muro, alza il libero in bagger. Bravissimo qui la Ganà. Bellucci sceglie ancora la Ganà, molto forte. Cerca lo stop di petto Bruno Borghetti. Come il primo set. Sì. 9 pari. Abbiamo avuto un piccolo problema in regia. Qualche secondo. Si è ripreso. 9 pari, punto a punto. Imbesi. Primo tempo, stavolta murato finalmente. E stavolta il muro c'era, però si insacca la palla. 10-9, ancora in vantaggio Cosenza. Cosenza che adesso va al servizio con il numero 11. 1000. Ancora tocco con il nastro, primo tempo. Bravo Samuele, questa volta si sono sincronizzati alzatore e centrale e la palla. 10 pari. Bellucci, Aprile, un'ottima combinazione
che si è fatta sentire anche nella scorsa stagione. Samuele Aprile ha battuto Di Fino, stavolta ancora c'era il muro, peccato perché la palla va out. Di Fino ha colpito una palla in modo leggero, stavolta non ha forzato. Ancora in vantaggio Cosenza, 11-10. Servizio longo, riceve Imbesi, Bellucci per Concolino, non è riuscito a recuperare il Cosenza, 11 pari. Un altro punto di Concolino. Adesso Jolly che va al servizio con Bellucci, quindi Jolly in +1. +2 invece nel Cosenza. Bellucci tocca la rete e Borghetti, un ottimo attacco con tutta la rabbia che aveva addosso. Scaraventa questo pallone a terra sulla linea dei 3 metri, 12-11. Servizio jump float, Bellucci sceglie non bene Mateus Dalagnol, poi attacca ancora Borghetti, c'era Invesi, peccato per il non recupero. Mamma mia, Borghetti completamente in forma, attenzione, esordio in campionato, Nicolas Nardi. Entra Nardi, esce Concolino. Infortunato Nardi dall'inizio della preparazione, fa l'esordio qui a Cosenza. Anche Limberger ha avuto problemi nelle riserve. Grida molto il pubblico cinquefrondese, si fa sentire per incitare la propria squadra sotto di 2 punti. Nicolas Nardi inizia a dare le prime indicazioni. Jump float, Salomone riceve, Bellucci cerca la Gana che la scaraventa completamente out, fa ottenere 14° punto al Cosenza e chiama time out ancora una volta Mister Polimeni, che si arrabbia molto con Bellucci. (14-11) qui al Palaferraro di Cosenza. In serie positiva il Cosenza, che fino all'11 pari si andava punto a punto, adesso 14-11. Al servizio l'alzatore Andropoli. Su Imbesi, Bellucci ha tutto il tempo disponibile, ancora la Gana sul libero, un ottimo bella copertura, Pipe che tocca il nastro, però poi va fuori. 14-12. E qui abbiamo visto Imbesi l'alzata più in alto che può per far permettere a Bellucci l'intervento. Sì. Tanto Matteo Dalagnol si prepara. Toccato la linea. No. Sì, toccato la linea mentre saltava Mateus Dalagnol. Inoltre la palla non aveva superato la rete. 15-12, preso di fretta Mateus Dalagnol.
che ha permesso il 15° punto al Cosenza. Adesso il servizio con Borghetti, non forza, Salomone, Bellucci, primo tempo riuscito di Nicolas Nardi, primo pallone toccato da Nicolas Nardi, primo punto, e adesso va proprio lui al servizio. Era anche un po' in controtempo. 15-13. Mille attaccato, però il muro tocca la rete. Riceve, attacca Mille. Ha permesso il 16° punto alla squadra casalinga, incitata anche dal pubblico. Adesso va al servizio il numero 5, Guerrazzi. Salomone riceve, Bellucci cerca e trova Imbesi. Un'ottima copertura sotto il muro di Guerrazzi. Poi l'attacco di Mille. Era un pallonetto non letto dalla Jolly. Jolly in totale blackout. 17-13. In crisi in questo derby la Jolly. Adesso un cambio. Esordio anche di Limberger. Anche lui ritorna dall'infortunio. Esordio in campionato di Limberger. Esce quindi Imbesi, non in ottima forma. Entra l'elemento di esperienza. Salomone. Bellucci. Cerca e trova la Ganà, che trova a sua volta un mani fuori. 17-14. Adesso l'opposto, la Ganà al servizio. Intanto rientra il numero 2 Longo ed esce quindi Guerrazzi. Cambio effettuato prima per il servizio. Pronto la Ganà al servizio. No, di nuovo sulla rete. Di nuovo sulla rete, di nuovo avanti di 4 punti. Cosenza. Non mi aveva detto che è entrato Limberger. Io ero scollegato. Di fino. Matteus Dall'Agnolo sbuccia. Bravo, la Ganà a recuperare. Fribollo di qua. Di là. Pronto il centrale. Che cosa è successo? Non lo so. La Ganà ha recuperato Di Fino. Out. Si abbracciano forte i giocatori della Jolly. 18-15. Successa un'azione un po' strana. Adesso al servizio Limberger e chiede formazione. Cosenza, capitano Di Fino. Tutto ok, si può ripartire. Limberger alla sua prima battuta del campionato. Su Borghetti, centrale. Primo tempo, e stavolta Limberger non riesce a prendere questo primo tempo del Cosenza, che si porta a 19. Matteus Dall'Agnol, Bellucci sceglie la Ganà. Ancora un altro mani fuori. -3 la Jolly. 19-16. Entra Marcondes cambio, al posto di Samuele Aprile alla battuta. Solito cambio in battuta di Mr. Polimeni. Marcondes con la jump float. Vedremo su chi. Borghetti un po' in controtempo. Matteus tocco del muro. Un altro mani fuori. 19-17.
dopo il time out, una piccola risposta della Jolly. 19-17. Leonardo Marcondes ancora pronto al servizio. Buona la ricezione, primo tempo, bravo Laganà qui. Matteus Dall'Agnol, tocco del muro di nuovo. Ancora un altro mani fuori che fa riportare a -1 la Jolly. Tra l'altro stavo notando il posizionamento di uno dei giocatori, non ho controllato chi fosse, nel Cosenza, che si era posizionato sulla linea. Sì, in tuffo dei 9 metri. per due volte ha Sì, tentato il recupero. per il recupero proprio dai mani fuori. Time out adesso chiamato dalla formazione casalinga per interrompere la serie del 5 frondi. 19-18, un punto a separare le due squadre, con Antonio Polimeni che dà la carica ai suoi. In questo momento sta parlando con nessuno in specifico, parla con tutta la squadra. Nardi che ancora parla con Alessandro Bellucci. Nardi e Limberger alla loro prima entrata. Adesso è pronto Leonardo Marcondes ancora al servizio per la Jolly. Borghetti, stavolta Murato. Copertura, Borghetti si ripropone, tocco del muro questa volta. 20-18, due volte Borghetti, prima Murato, poi non c'è stata la copertura nelle retrovie della Jolly. Cosenza che si riporta avanti di 2, 20-18. Matteus Dall'Agnol a ricevere. Primo tempo molto buono di Nicolas Nardi, bravissimo qui, suo secondo punto, è entrato a metà set. 20-19, una mossa azzeccata da mister Polimeni, cambiato con Gianluca Concolino, il centrale. Alessandro Bellucci al servizio, 5 fronti in +1. Borghetti riceve e Borghetti si Ah! insacca questa palla. Punto di Borghetti. Porta di nuovo a +2 Letè Saporito. Andropoli al servizio. Non al meglio Limberger, costretto all'alzata in bagger Nardi. Oh. Attacca molto bene. E Borghetti di nuovo si ripropone. Non c'è la copertura di Bellucci. C'era anche un tocco. 22-19 qui a Cosenza. Ormai carica la squadra dal set locale. vinto, tra l'altro, carica dal set vinto. Certo. 22-19. Andropoli al servizio. Bellucci sceglie. Copertura di nuovo dal libero Di Fino. Mamma mia, che azione, soprattutto bravissimo il libero del Cosenza, molto ma molto bravo Marchetti. 23-19. Jolly ancora in blackout, quando è sotto pressione non riesce a lavorare. Andropoli ancora al servizio, +1 Cosenza. Salomone, Bellucci trova Nicolas Nardi, ancora una volta lui, Renato. Sì, di petto, posizionato al meglio. Tutti gli attacchi da 5 frondi sono andati in quel punto. Questa volta non è riuscito però di petto a dirigerla come le altre coperture. 3 volte chiamato in causa Nardi, 3 volte a segno in questo set. 23-20.
Mateus Dall'Agnol al servizio per la Jolly. Fischiatissimo, molto forte. Bene Bruno Borghetti Andropoli, che riceve e si propone con una diagonale stretta. Mamma mia. Supera il muro Mamma mia. e andiamo 24-20, set point 4 Cosenza. set point Cosenza con Bruno Borghetti al servizio. Fischia il primo arbitro. Bruno Borghetti con la sua jump spin. Buona. Salomone buono. Oh, Limberger. Limberger, Un colpo molto bello, ma è mancino. No, Mi è sembrato che che io è andato. sappia no. Perché... Appunto, mi sembra che non è mancino. È Però ha andato tirato col un bel sinistro. colpo. Sì. 24-21. Che io sappia, Limberger è destro. Una palla spinta, se non erro. Nicolas Nardi al servizio. Su Bruno Borghetti. Non bene. Qualcuno è partito prima nel Cosenza. No. Punto del Cosenza. Che cosa è successo non si sa. 25-21. E che hanno chiamato? E che hanno scusa? chiamato? Che hanno chiamato? Che cosa è successo? Cosa è successo? Boh. Stiamo cercando di capire. Ridono L'arbitro parla. al tavolo del segnapunti. Ridono sulla chiamata arbitrale. È colpa mia, ho sbagliato io, dice la. No, guardo io. Secondo arbitro. Ah, guardo io. Secondo arbitro, non so Vediamo. cosa hanno. Secondo me hanno sbagliato a segnare qualche punto. Perché guarda No, nel no, lato no, destro del No. tabellone cartaceo. No, la formazione sta guardando, se non mi sbaglio. E parla con il mister Polimeni adesso. Un po' di confusione con questi arbitri. A me l'arbitraggio di oggi non sta piacendo. Dice non hanno Abbiamo fatto il visto cambio. Al primo set. Ma quale cambio? Quale cambio? Quale cambio? Cambio, forse qualche libero, Renato. Non lo so, forse è libero. Salomone, Voglio non vedere, lo so. chiede di vedere il referto. Dario ha chiesto di vedere il referto. Capitano Mateus Dall'Agnol. Sì. Chiedi, 24-21. chiedono di vedere il referto, ma c'è un palese errore Va a parlare. della coppia arbitrale. Mamma mia, che arbitraggio pessimo, Renato. Abbiamo visto il primo set. Ammonita subito, dopo 4 punti, la Jolly 5 pronti per 2 proteste consecutive. Con tutta la tifoseria che grida, che ora cerca di gridare anche contro il segnapunti. Set vinto dal Cosenza, 25-21. Pessimo arbitraggio. Jolly penalizzata, secondo me. Poi, non so, qualcosa sarà successo. Momento di confusione totale. E ancora proteste da parte della dirigenza Jolly in panchina. Molto arrabbiata la Jolly. 2-1. Ora parlano i due arbitri. Mamma mia, che confusione. Ma secondo me dagli sguardi del secondo arbitro, secondo me hanno capito che hanno sbagliato, ma non lo so. Ma bisogna vedere cosa hanno chiamato. Poi ci hanno rivedremo chiamato la partita. Un fallo di partenza, non lo Sì, so, perché ha fatto il gesto. No, del ho cerchio. letto il labiale, non avete fatto il cambio. Il cambio. Allora, stavamo riflettendo un po' su Leonardo Marcondes, però a me sembrava che era uscito Leonardo Marcondes. No, Renato?
Io avevo visto il cambio, mi sbaglio. Era uscito da tanto il Marcondes pure, se non sbaglio, No, Ancora domani parlano. rivedremo la... Ancora parlano gli arbitri. Non si è capito nulla. Non si è capito nulla. Tutto il pubblico in piedi a cercare di parlare. Intanto l'arbitro allontana tutti. È successo una confusione totale nel segnapunti. Sì, secondo me è successo qualcosa al segnapunti. Qualche problema di scrittura nella formazione. Lo stanno modificando il referto. Sta inquadrando, sì? Sì. Il secondo arbitro ha modificato capisce ora nulla. il referto. Adesso parla. Noi abbiamo le riprese. Stanno correggendo per adattarlo a quello che hanno visto. Sicuramente ci sarà una protesta. Sì. Cioè... Vabbè. 2-1 Cosenza. Derby calabrese in questo momento nelle mani della squadra casalinga. Jolly scioccata. Si potrebbe forse Renato, forse se non sbaglio dovrebbe presentare ricorso la Jolly. Ma non lo so come funziona. L'arbitro ha sempre ragione. In teoria sì. (0-0) 2-1 Cosenza. Errore decisivo per il derby calabrese. Non errore, chi lo sa. Momento di grandissima confusione. Non si è capito nulla, ancora a parlare, ancora a gridare. I tifosi della Jolly, molto ma molto caldi, ce l'hanno con il primo arbitro. Ecco che il nostro secondo ha dato un foglio con i cambi al secondo arbitro che va a controllare quello che è stato scritto per correggere. Mamma mia, io non ho mai visto un episodio del genere, Renato. Polimeni chiede ai tifosi un po' di calma. Allora Renato, una soluzione ci potrebbe essere, di mettere un segnapunti ufficiale della FIPAV a questo punto, anche in Serie B. Però Vabbè, ormai l'errore è stato segnato. Rientrano in campo le squadre sul 2-1 del Cosenza. Jolly che adesso deve ripartire e deve essere molto arrabbiata. Fallo che però non è stato chiesto al momento della battuta. Sì, perché avevano assegnato il punto alla Jolly in effetti. Se c'era fallo doveva dirlo subito, non a punto fatto. Non lo so. Matteus Dall'Agnol al servizio per la Jolly. Ora controlla le formazioni, il secondo arbitro. Mamma mia, secondo me è in confusione anche il secondo arbitro. Matteus Dall'Agnol al E servizio. anche il segnapunti. 2-1. Molto forte. Free ball. Subito. Sfruttata. Quale poi Al centrale Nicolas Nardi. Oh Renato. Quarta palla giocata. Quarto punto per Nicolas Nardi. 1-0 l'allenatore del Cosenza la chiamava out. Gli è cascata mo praticamente esagerano. Adesso esagerano. davanti alla faccia. Ma visto che l'arbitro guarda un'altra partita, sai. Matteus Dall'Agnol ancora al servizio. Su Bruno Borghetti centrale out. Stavolta, sì. Si poteva chiamare il VAR nell'occasione. Come? Si poteva chiamare il VAR.
Il bar? VAR, con la V. V. La moviola. 2-0 Jolly. Il bar, qua c'è il bar in effetti. No, che c'entra il bar? Lunga. Out. 1-2. Preso d'ansia anche Mateus Dallagnol in questa occasione. Adesso al servizio l'opposto, nonché capitano Di Fino, Cosenza. numero 10. È stato molto protagonista nel secondo set vinto con i suoi grandissimi attacchi. Riceve bene Salomone. Berlucci sceglie Limberger. Buona la copertura del libero cosentino, spreca poi, tutto sì. il numero 11 1000. Ha cercato una diagonale in pallonetto. Marchetti aveva fatto un bel lavoro. Nicolas Nardi al servizio. P4 nel Cosenza. 1-3 Jolly. Marchetti questa volta non riceve bene, ma alza con una mano, Non c'è la copertura. Sì. e serve il numero 11 1000 e punto Cosenza. Due 3 di nuovo a distanza di un punto le squadre 1000 al servizio. che non ha Salomone, saltato. Samuele Murato. Mamma mia che muro. Murato da Longo. Oiorno chi era? Girati, non si vede il numero. Numero 6 Iorno. 3-3 ripristinata la parità. Riceve Limberger. Laganà. Di Fino copre. Marchetti alza. Confusione tra Salomone e Limberger. Out. Preso Mateus Dallagnol. Samuele Aprile rimanda di là. Free ball quindi per il Cosenza. C'era il muro, non c'era la copertura. Peccato per la Jolly, perché avevamo visto un ottimo Alessandro Bellucci che era riuscito a costruire delle grandi occasioni. Ottimo tuffo di Mateus Dallagnol. 4-3. Limberger riceve bene, Limberger si propone, Murato. Mamma mia, 2 muri consecutivi. Mamma mia che muri. 5-3. Si ribalta il risultato. Prima in vantaggio di 2 punti la Jolly, adesso in vantaggio di 2 punti Cosenza, che torna al servizio. 1000 al servizio. Si ferma sul nastro, sì. Rimbalza e non cade per fortuna dall'altra parte. 5-4. E Laganà va al servizio. Riceve il libero, poi attacca, grandissimo muro solitario di Alessandro Bellucci. 5 pari. Bellissimo, bellissimo questo muro. Scontro tra tifoserie, però non a mani. Un momento di confusione con una brutta ricezione nel Cosenza. Il libero poi non è riuscito a rimettere la palla su. Stavo dicendo, le tifoserie si rispondono tra di loro con i muri. 5-6. Laganà che cambia battuta. Poi un ottimo muro della Jolly. Bravissimi i ragazzi. Samuele Aprile mettere giù questa palla. E tra l'altro stavo dicendo, Laganà cambia tipo di battuta. Non effettua più la spin, ma effettua una jump float molto tesa. Eccola, la rivediamo e stavolta sbaglia nuovamente e fa riportare il Cosenza a -1. 6-7. 2-1 Cosenza di set. Iorno al servizio.
Salomone riceve bene questa volta Limberger in campo. Bravissimo Limberger a trovare lo spiraglio giusto qui, ma soprattutto che ricezione di Salomone che ha permesso a Bellucci di dare una palla perfetta per Limberger. Adesso il servizio proprio a Limberger, riceve Borghetti. E Borghetti si prepara. Murato ancora una volta. C'è la copertura del libero. 4. Ed è una quarta. Questa l'ha vista l'arbitro. Ha gridato tutta la squadra, ha gridato anche, hanno gridato tutti i tifosi. Adesso ho chiamato in questo caso il capitano Mateus Dall'Agnol. E dice: state buoni che la partita la seguo io. Ma soprattutto la Jolly deve stare attenta perché ha un giallo. Ha già un giallo accumulato nel primo set. 6-9. Time out chiamato da Cosenza, sì, da Narducci. Il Cosenza uno schiacciatore indisponibile, Mirko Persico. Intanto riprende il gioco. Attenzione pipe. Mamma mia. Sì, le pipe le vedevamo anche noi con Bruno Borghetti, le continuiamo a vedere ogni tanto anche con Mateus Dall'Agnol quando si trova nella posizione centrale arretrata, in posizione 6. Adesso il servizio, il Cosenza. Andropoli. +1 Cosenza. Riceve Mateus Dall'Agnol. Regala questa e palla. Regala questa assist per il Cosenza. 8-9 di Fino, il capitano ancora. Carica il pubblico del Cosenza, la squadra. Andropoli ci riprova su Mateus Dall'Agnol, questa volta non sbaglia e sbaglia invece mannaggia la miseria. Samuele Aprile, il centrale, lanciando lungo. 9 pari, riagguantata. Non vorrei dire, ma aveva tutto il campo disponibile perché non c'era un ottimo muro. Scaraventa out, 9 pari. Non riesce a chiudere. Mateus Dall'Agnol, Bellucci sceglie proprio lui. Buona la copertura del libero. Bruno Borghetti non riesce. Quarto tocco quindi nel Cosenza. Mamma mia Renato, stiamo vedendo un libero del Cosenza che le prende tutte in copertura. Il libero Marchetti si fa sentire il pubblico della Jolly qui al Pallaferraro sul 9-10 proprio per la squadra 5 frondese, questo derby calabrese. In vantaggio la Jolly e in vantaggio di set il Cosenza 2-1. Samuele Aprile al servizio. Un'ottima alzata per Borghetti che viene murato, non c'è la copertura pronta. Andropoli era un po' arretrato, non è riuscito a tuffarsi. 9-11. Adesso ancora al servizio Samuele Aprile. Cerca Borghetti, murato ancora una volta, però c'è sempre la copertura ed è punto Jolly. Borghetti sì, chiamato Borghetti, in causa sì, dal secondo arbitro, però lui non è d'accordo, dice no con il dito. Tanto c'era, a me non è sembrato tanto Renato, però Mateus era lì ed era attento. Adesso e ha chiamato Andropoli a colloquio con il primo arbitro, dice di stare calmi. Vediamo
ma il giallo non lo dà solo a noi. Anche questo in effetti. Loro pure hanno protestato più volte. Noi con 2 proteste all'inizio della Sì, partita. primi punti. 4 punti avevamo. Primi 4 punti. 9-12. Samuele Aprile. Sul libero. Marchetti. Di Fino, Murato. Oh, bello questo muro. Nicolas Nardi, Renato. Nicolas Nardi. 9-13. Dobbiamo recuperare questi Bravissimo infortunati. Nicolas. Abbiamo anche Sì. Chillemi in questo tribuna. in questo momento Chillemi sostituito da Limberger che era al posto di Lacana, in realtà oggi in una nuova Di posizione. Fino. Non pronta la copertura. Stavolta l'aveva presa Nicolas Nardi che sorride Sì. al compagno di squadra Mateus Dallagnol, non pronto sulla copertura. 10-13. Sì, col tocco di Nardi la palla finisce in posto 4 che era sguarnito ovviamente. Bruno Borghetti, vediamo se Questa fa volta danni, sulla non rete. fa danni. 10-14. Pronto Alessandro Bellucci al servizio. Quindi Jolly in più 1. Bellucci. Bruno Che Borghetti. rolaccio di Borghetti. Cecchinato Mamma Bruno mia. Borghetti. Una bruttissima ricezione. Colpisce con i pugni del Beh, Bagher. Ex compagni, Bellucci conosce bene il limite di ricezione di Bruno Borghetti che l'anno scorso abbiamo avuto modo di Ancora vedere. cercato Questa volta poi. però era facile, era ben piazzato Bruno Di Borghetti. Fino. Muro Murato Fari, fuori. mani fuori, è stato murato Di Fino. Longo al servizio su Mateus Dallagnol, è out, peccato, no? È in campo? La danno campo, anche sì. i giocatori in campo, Sì. io l'ho vista out, scusate. Finalmente un po' di fair play tra le due squadre in questo derby calabrese. 11-16. Mateus Dallagnol al servizio. E si ferma anche questa sul nastro. 12-16. E Di Fino Capitan Di Fino. al servizio, incitato dalla sua panchina L'opposto. dall'angolo. L'ha lanciata Buona tanto in avanti, Di la Fino. Canada, un pezzo che non è chiamato in causa e subito affamato di punti, mette a terra. 12-17, esce Salomone Di Fino il più alto della squadra del e Cosenza. Nicolas alto, Nardi al servizio. alto 1,98 Renato Di Fino. Capitano proveniente, non c'è scritta la provenienza. C'è scritta per gli altri giocatori, non c'è scritta per lui. Nicolas Nardi. Adesso Ehi, campo! out. Campo. No? No? Vediamo il replay. L'hai ripresa? Penso di sì. Passato sotto le gambe di Fino, tutti tranquilli, Out, tutti out. contenti, out. La Gana troppo dietro questa palla, Di Fino è sulla traiettoria, si ricostruisce, Borghetti, Bruno, Muro murato di da Samuele Aprile. Samuele, altro compagno Si ex. abbraccia molto forte con i suoi compagni. 13-18. Incitata la Jolly dai suoi tifosi venuti fino a qui. Lagana. 13-18. Francesco Lagana al servizio,
Bruno Borghetti alza Corretto, sì. per Di Pino, Wagner, è out, vabbè. è out. Vabbè, se la metteva dentro veramente era un miracolo, Un'alzata in bagger di Borghetti. Ha tentato le falangi, le unghie del muro, ma è passata alta. Sì, 13-19, quindi il punteggio. Come dice qualcuno in TV, non ha fatto la manicure. Voleva fare una manicure, però. Quindi time out chiamato da Cosenza, scaduto adesso, le squadre rientrano in campo, pronta al servizio la Jolly con il suo opposto, la Ganà. Non forza più la Ganà, però l'ha mandata di nuovo sulla rete. Strano che non la forza più, Bisogna capire anche il perché. Pronto Iorno al servizio, riceve Mateus, Primo tempo, questa volta dentro. Samuele va a segno, 14-20. Samuele Aprile, adesso il servizio per la Jolly, Limberger, che è già stato alla Jolly in una stagione. Bruno Borghetti, mani Non c'era fuori, la copertura, purtroppo la mani palla fuori, ma spizza era via. Sì. era troppo lontana per una copertura, anche in tuffo non è riuscito il giocatore della Jolly a riprenderla questa palla. 15-20. Andropoli al servizio, Mateus dall'Agnol e Mateus, pallonetto recuperato Di Fino, Le prendono tutte anche dall'altra parte la Ganà butta di là, free ball da quest'altra parte, Muro, buono il Muro. recupero, ma questa volta il libero spreca tutto. Comincia la stanchezza anche sì. ha preso troppe palle. Bravo qui Marchetti. Bravo. Non vedo però aggiornato il tabellone. 15-21, sì. Eravamo già 15-21. No, 15-20. Comunque abbiamo visto un Marchetti che le prendeva tutte in copertura, adesso una piccola sua sbavatura. Aprile al servizio, molto tesa su Borghetti. No, non era Di Fino, sì. tocco del Muro, Di Fino ci riprova, questa volta va a terra. Quindi si va sul 16-21, rientra Salomone in campo per la Jolly. Il libero, Bruno Borghetti si ripropone al servizio. Il libero proveniente dalle Toianni. Le Toianni che l'anno scorso ha disputato un'ottima stagione. Buona la ricezione di Limberger, la Ganà si propone ed è out. No. Out il suo attacco che porta ancora un altro punto. Peccato. Cosenza 17-21, 17 proprio come il numero di Borghetti che adesso va al servizio. Buona di nuovo Limberger. Nardi non si fa. Mamma mia! Pregare per mettere giù questa palla. Mamma mia Renato! Che Bene. cosa abbiamo appena visto? 17-22. Ha scaricato tutta la potenza del braccio. Ha caricato la lavatrice, ha caricato il frigorifero e poi ha tirato con il ferro da stiro.
Bellucci corta, molto corta, free ball, attenzione, recuperata, niente più, non poteva più farci nulla il Cosenza. Quindi Jolly, ecco un altro che... punto. Forse si è fatto male No, l'alzatore, no? di qua, Tutto a io posto, guardavo ok. di là che i tifosi alla Jolly incitano Nardi. Cambio, esce Borghetti, un po' esausto anche lui, Chi è Ed entra entrato? il numero Guerrazzi. 11. Numero? 11. No, 11 No, e 1000. 1000. Guerrazzi, il numero 5. Guerrazzi, sì. 17-23, Bellucci. Di Fino, Murato. Mamma mia, mamma mia. Di Fino, Murato. Ho visto un 1000 che non aveva la forza di buttarsi per andare a recuperare questa palla. Sono esausti nel Cosenza, Renato, sono esausti. L'ho visto. È 17, rimasto fermo, 24. anche perché da quell'altezza arrivare a terra è No. difficile. Devi mettere i retrorazzi. 7 i set point per la Jolly. Bellucci di nuovo sul longo, ma è lunga. Era 1000. 1000, alto 1,91 Renato. Adesso cambia il servizio Entra il numero 9 Gengaro. ed esce il numero 2 Longo. Gengaro mi sa sia il più basso di tutti nel Cosenza. 18-24, altro set point per la Jolly. Buona la ricezione di Matteo Salagnolo, tocco del muro, punto. 18-25. E quindi Jolly che scarica la sua rabbia del precedente set. 2-2, ora sta a loro decidere se portarsi a casa 2 punti o 1 punto. Abbiamo visto una Jolly in questo set molto più convinta, Renato, rispetto agli altri meno due, errori, ma meno errori, soprattutto al servizio anche. Ma anche, migliorata la ricezione. sì, Mateus Inbagher ha fatto la differenza. ma abbiamo anche visto una Cosenza veramente stanco. Stanco, ha dato tutto nei set precedenti. Addirittura da far riposare un altro po' Bruno Borghetti nel finale. È entrato Mister del Cosenza. Guerrazzi al servizio. Tutti stanchi, ma soprattutto anche noi che siamo qui sopra con caldo. questo caldo, sì. Nella parte alta del palazzetto. Sono le 8 e ancora giochiamo di Jorno. Jorno, Di Jorno. E noi abbiamo fatto notte. Jorno, classe 1993, a proposito di Jorno. Centrale. 1,95, il centrale. C'è scritto dove viene? No. Provenienza locale.
ci risiamo, siamo pronti per questo quinto ed ultimo set. 2-2 al Pallaferraro di Cosenza. Pallavolo Jolly che ha chiuso il quarto set 25-18. Dopo la rabbia del terzo set, due a due, vedremo chi si aggiudicherà i 2 punti. 1000 al servizio, riceve Salomone. Bravissimo qui. Laganà, c'è anche un tocco della rete. Il primo punto del tie break è di Laganà. 1-0 per la Jolly, che adesso va al servizio con il martello brasiliano Mateus Dallagnol. Di Fino, sbuccia la palla, sì. Salomone. Uno a uno. C'è molta stanchezza in tutte e due le squadre. Jolly che quindi rientra in campo con 2 cambi rispetto agli altri set, con Limberger e con Nardi in campo. Mateus Dallagnol, servito Limberger. Molto bene il suo attacco. 1-2. Jolly caricata dal capitano di giornata Mateus Dallagnol in assenza di Giovanni Chillemi. E Nardi al servizio. Marchetti. Di Fino, bravo Mateus Dallagnol. Laganà, Molto Di forte, Fino, sì. copertura di Fino. Si ricomincia. Mateus Dallagnol, Samuele Aprile. Bravo, mamma mia che copertura di Fino, mamma mia. Bravissimo il Cosenza a difendersi. E poi l'attacco di nuovo Limberger. copertura dall'altra parte. Attenzione, Borghetti. Alla fine E ne passa esce Borghetti. vincitore. Sì, alla fine ne esce vincitore il Cosenza. Molto bravi qui i giocatori cosentini. Ottime coperture. Sono state proprio le coperture a dare la carica giusta. E lì bisogna aprire una discussione. È brava chi è in copertura o chi ha schiacciato sulla copertura? 2-2. Molto tesa, c'è Salomone. Salomone. Berger costretto al pugno. Non c'è il tocco. Non c'è tocco. E c'è fair play tra il capitano Di Fino e Limberger. Vediamo il replay. No. Costruzione un pochino macchinosa. 3-2 Cosenza. Andropoli al servizio. Salomone. Laganà. Murato. Murato. C'è Limberger. C'è anche Bellucci. Laganà di nuovo. Copertura, la palla va di là. Mamma mia. Boato Sì, del palazzetto. fortunoso questo punto. Una copertura. Chiede calma e continuità il mister Polimeni di non arrendersi. Così avanti di 2 punti il Cosenza. 4-2 in questo tie break. Andropoli. Riceve Salomone, poi alza Bellucci per Limberger, Murato. E come al solito la copertura della Jolly, anche se era forte questa palla, non è riuscito a coprire. E chiama Molto time forte out. la schiacciata. Non c'è stata la possibilità di intervento. Chiama time out 5-2, quindi il mister sì. Polimeni.
obbligatorio questo time out per anche interrompere la serie del Cosenza, dell'Ete Saporito. Adesso Polimeni parla con Aprile, in particolare chiede di metterci la testa ai suoi giocatori. Al servizio il numero 1, l'alzatore del Cosenza, Andropoli. pronto Andropoli al servizio. Terzo punto consecutivo per Andropoli, che cerca Mateos Dall'Agnol. Samuele Aprile, Ma Murato. era lontano Aprile. Di Fino in campo. Out. È out? Sì. Si arrabbia Di Fino, il capitano, con il secondo arbitro per un tocco. Limberger dice che è fuori, e il giallo finalmente per il Cosenza. Attenzione, perché non lo sta cacciando. Ok, l'ha cacciato. Quindi anche giallo nel Cosenza, rischia grosso, quindi alla prossima protesta. 5-3. Nardi dice l'ho vista io, era 5 centimetri fuori. L'opposto della Jolly al servizio della Cana, che continua a non forzare. Bruno Borghetti, e Bruno Borghetti sì. Murato Bruno. Borghetti, non è più in forma Borghetti secondo me, Per questo anche il cambio negli ultimi punti, nello scorso set. È stanco, molto stanco. Cecchinato Bruno Borghetti. Vediamo Stanno adesso la Cana. battendo, vedi, Sì, su ancora di su lui, Borghetti, questa volta però riceve stavolta bene. sì. Di Fino, Murato Murato Di anche Di Fino, c'è stata copertura, Di Fino ci riprova. C'è Bravissimo Salomone. Samuele. Limberger, pallonetto. Sì, palla spinta ma non... Bruno Borghetti, Murato, di nuovo, mamma mia, 5 pari. E adesso grida il pubblico, 5 frondi. Borghetti, Murato 2 volte di fila in questa azione. Chiede formazione Di Fino per rallentare e cercare di sconcentrare l'opposto cinquefrontese che è al servizio. Francesco Laganà, tutto pronto. Di nuovo su Bruno Borghetti. Sì. Cerca il pallonetto, ma c'è copertura. Laganà. Bravo Laganà qui. No. Trovato mani tocco, fuori. c'è il tocco. Sì. Mani fuori. Molto netto questo mani fuori. 5-6, è stato bravo qui Laganà. E anche l'arbitro. Vabbè, ce l'aveva davanti Renato, se sbagliava questa. Io guardavo la direzione della palla. Io non ho notato un osservatore degli arbitri oggi, Se c'era. 5-6. Di nuovo su Borghetti. Attenzione. Che ottimo primo tempo. Dov'era Samuele? Dov'era? Sì. Ha saltato molto, ma molto in ritardo. O era in anticipo? Non l'abbiamo vista. Ha saltato sull'alzatore o sul centrale? No, ok, ha saltato, sinceramente ha saltato bene, al momento giusto, sul centrale. Borghetti intanto al salto. E stavolta sulla rete. In crisi Borghetti. Sì, molto in crisi. Sì. È quello che succedeva anche l'anno scorso. Sì, la stanchezza si fa sentire Renato. No, anche a livello psicologico. Tanto Limberger. Polimeni è teso, sta passeggiando nervosamente. Scende questa palla, ma non scende così velocemente e finisce out. 7 pari. Un punto al cambio campo. È stato regalato questo punto intanto Longo e al nastro di partenza. Fondo campo c'è il nastro. Lo vedete, sì? Il nastro bianco-rosso. Dall'Agnol. Samuele out, no Samuele.
aveva tutto il tempo disponibile con il primo tempo. Cambio campo in favore del Cosenza, in vantaggio di un punto, 8-7. Samuele Aprile ha angolato sì, quel tanto in più per mandarla errore, sì. leggermente fuori. Decisivo. 2 palle fuori di Samuele Aprile. Si ricomincia con Longo al servizio, tutto pronto, secondo dà il via al primo che fischia e Longo al servizio. Su Matteus Lagnole questa volta non è perfetta, alza Salomone e schiaccia Matteus non c'è stato il tocco, ma è finito comunque in campo. Ribalza sul nastro. Cambio Esce al servizio, esce Samuele Aprile ed entra Leonardo Marcondes. Ormai siamo abituati a questo cambio. Leonardo Marcondes, che sarebbe il secondo alzatore della Jolly, entra a dare una mano al servizio. Di Fino, Murato, mani fuori, peccato. Matteus Dallagnolo infatti si mangia la mano, si mangia il pugno Matteus Dallagnol. Rientra intanto era riuscito Samuele a prenderla. Samuele Aprile, esce Marcondes, esce Samuele e rientra Salomone. Di Fino al servizio, 9-8. Limberger con qualche difficoltà, Matteus Dallagnol, tocco del muro ma c'è copertura. Alza 1000 Di Fino, c'è di nuovo copertura. Un pallonetto, copertura da 5 frondi. Matteus Dallagnol tenta il pallonetto, copertura di 1000. Di Fino si alza da quest'altra parte, si continua. Out la Ganà, mani in faccia per lui. 10-8 Cosenza, 2 le lunghezze in questo momento. 10-8. Si fa sentire anche il pubblico. Sì. Si deve asciugare il campo della Jolly. Bisogna subito reagire. Momento di pausa e di riflessione intanto per le due squadre nell'attesa di asciugare il campo. Adesso si prepara Di Fino al servizio sul 10-8 per il Cosenza. Molto bene su Salomone. Nardi. Bravissimo Nardi. È assurdo, le sta mettendo tutte Nardi. Time out intanto cercato dal mister del Cosenza. Narducci. Abbiamo Nardi e Narducci. 10-9. Altro time out discrezionale. Allenato in A2 Narducci. Rieccole in campo le due squadre. Alessandro Bellucci al servizio. 10-9.
libero Marchetti, primo tempo, Mamma mia. primo tempo. 11-9. Iorno mette a terra questa palla per l'11-9. Si va in zona pericolo. Eh sì, deve cercare la Jolly di riagguantare assolutamente questo set dietro di 2 punti. 1000 al servizio. 2 punti che pesano. Si ferma. Eccolo. Intanto si attenzione. fa male Nardi. Mamma Nardi, mia. Rientra dall'infortunio. eccolo, è Si sempre fa il solito. risentire. Ecco, va a controllare giustamente Polimeni. Nardi che rientra dall'infortunio, ricordiamo, si rialza tra gli applausi di tutto il palazzetto. Ce la fa? Sembra di sì. Fair play ancora. Tra i due brasiliani, Sì, Bruno Borghetti e Nicolas Nardi. si va a sincerare sulle condizioni del connazionale. Nardi però adesso rischia, entrambi italo-brasiliani. rischia grosso Nardi. Sì. Bella anche la risposta di Marchetti, primo tempo. Bravissimo Tanto c'è Matteo copertura. Stalagnol. Peccato. C'è un'invasione di Nardi. Sì. Intanto Borghetti, anche Borghetti a terra. Iorno al servizio. Su Matteo non Dalagnol, bene. la Ganà è out anche questa. La Ganà 13-10, Mamma mia. allarme rosso. Rossissimo, no rosso. In difficoltà molto la Jolly, come si è verificato adesso. Time out da Mr. Polimeni, giustamente. Renato, abbiamo visto la Jolly in difficoltà nel secondo set contro la Volle Valley. Là era spinto dai tifosi. Beh, in casa c'è stata reazione. Qui ci sono già diversi errori in fase di costruzione. Il secondo set era finito 31-29. Non più lucido Francesco Laganà. Rientrano in campo le squadre a 2 punti dal match. Ultima occasione per riprendersi, per reagire. 13-10. Di nuovo Matteo Dalagnol, questa volta Nardi. Che bomba Mamma. Nardi, che bomba Nardi. Ha un macete al posto delle braccia Nardi. Scarica Bella- tutta la rabbia ogni Bella volta. rotazione. Sì. Speriamo Adesso bene va lui al per servizio. l'infortunio. Concentrato. 13-11. Out. 3 i match point a disposizione del Cosenza. Troppo lunga la palla. 14-11. Cosenza vicino al derby calabrese. Primo derby calabrese. Già, ne vedremo molti altri Andropoli, rispetto all'anno scorso. Altri 3. Salomone. Limberger, Bravissimo non sbaglia Limberger Limberger. 14-12. Primo match point annullato. Rimangono 2. E la Ganà al servizio. Bisogna recuperare Francesco. Un po' sottotono la Ganà in questo set. Non forza Marchetti. Ad una mano. E il derby calabrese va al Cosenza. 15-12 e finisce qui. 3-2. Esulta alla grande Tete Saporito.
Jolly. Primi 2 Totale. punti per il Cosenza. Sì. Jolly in totale blackout. Jolly che si porta quindi a 4 punti, guadagna a questo punto. Non abbiamo visto un'ottima Jolly oggi, parecchi errori a partire dal secondo set. Era un primo set molto buono della Jolly, purtroppo poi è arrivato il blackout come il suo solito alla fine. Continuano gli errori negli altri set. Sembra di essersi ripresa la Jolly nel quarto set, nel set del riaggancio del 2-2, però purtroppo il Cosenza ha saputo rispondere. Vediamo Nel quinto set 15-12. il Applausi lato per tutte e due le positivo, squadre. cerchiamo di guardare il lato positivo, il rientro dei due Sì. infortunati Due giocatori chiave Sì. della Jolly, che Nicola comunque Stardi. hanno dato un forte contributo per la ripresa della Jolly. Bene, quindi non ci resta che dare i saluti. Noi vi salutiamo, l'appuntamento passa a sabato prossimo in casa. Abbiamo 2 appuntamenti casalinghi consecutivi per poi andare in trasferta in quel di Modica a trovare Il nostro amico Dionisio, Dionisio. neo sposo, che salutiamo. Quindi vi salutiamo, una buona serata a tutti quanti, alla prossima con le edicole di Pinuccio. Aspetta che c'è Bruno che vuole venire, non chiudere. No, va bene. Bruno non chiudiamo. Borghetti vuole venire forse a salutare a casa. Aspettiamo, lo inquadriamo. Eccolo qua, che saluta gli amici della Jolly. Sta salendo Bruno. Eccolo qua. Sì, siamo in diretta ancora, Bruno. Vieni. Vieni. Allora, siamo qua con Bruno Borghetti. Ciao Bruno. Come stai? Bene. Stanco. Bellissima partita, molto stanco, no? Grazie. Come? C'è il Sei stanco, abbiamo visto. Oh, morto. Allora, vuoi salutare a casa? Oh, queria agradecer minha família que está assistindo, minha namorada, minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, toda a família. Agradecer pela torcida, dizer que tô bem, tô cansado pra caramba, mas agradeço a torcida de vocês, incentivo todos os dias, amo vocês e tô morrendo de saudades, vou voltar com a medalha. Grazie Bruno per Grazie, essere grazie, venuto grazie. qua da noi. Grazie ragà. Adesso possiamo darvi l'appuntamento alla prossima settimana con le edicole di Pinuccio.